Bond del bianco, patto per Belluno. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, notizia che troviamo sulla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Il Meloniano e il Dem sono gli unici due candidati bellunesi eletti in Consiglio regionale. La montagna, obiettivo comune. L'esponente di Fratelli d'Italia è in lizza anche per la giunta. In tal caso a Palazzo Ferrofini entrerebbe la Calligaro come seconda. Uno è stato eletto con la lista di Fratelli d'Italia e molto probabilmente non siederà in Consiglio, ma sarà promosso assessore, lasciando quindi spazio a Palazzo Ferrofini alla prima dei non eletti della sua lista, ovvero Silvia Calligaro. L'altro arriva dal Partito Democratico e avrà compito primario quello dell'opposizione. Ma Dario Bond e Alessandro Del Bianco, i due bellunesi, o meglio Feltrini, che si sono aggiudicati i seggi spettanti a Belluno in regione, potrebbero fare squadra. È Bond, la mattina dopo l'esito delle urne, a lanciare la proposta al giovane collega: sigliamo un patto per la provincia di Belluno, pur mantenendo ognuno le proprie posizioni politiche. Possiamo portare avanti delle battaglie comuni. L'unione fa la forza. Del Bianco e Bond si sono trovati casualmente ieri in piazza Belluno e si sono stretti la mano. Chissà se l'appello a un lavoro di squadra avrà seguito. Intanto il neoeletto consigliere Dem si gode i frutti di un lavoro partito dal febbraio 2023, quando ha preso in mano le redini del PD bellunese. Le mie priorità per la regione sono chiare, dice sanità, casa, lavoro, trasporti e la questione delle concessioni idriche. Gli approfondimenti di Gabrieli e Santini li troverete a pagina 2 e vediamo in questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, appunto Dario Bond, Alessandro Del Bianco verso Venezia, scatto che è stato fatto nella giornata di ieri nel capoluogo bellunese. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, qui troppi lupi, ospitale rinuncia ai sentieri turistici, archiviati tutti i progetti, il sindaco pericolo diffuso, investimento inutile. I lupi mandano in archivio anche la realizzazione del progetto che il comune di Ospitale stava portando avanti assieme all'USL Dolomiti, una serie di percorsi di promozione della salute che erano stati studiati per contrastare l'isolamento a favore e favorire la socialità. Che senso ha fare questo investimento, spiega il sindaco Roberto Santini, e creare percorsi anche con finalità turistiche se la gente non vuole più uscire di casa e i visitatori non arrivano perché hanno paura? L'approfondimento di Giovanni Santina, pagina 10. Feltre, l'ultimo saluto al maestro di sci, vuoto enorme, la chiesa di Transacqua in Primiero era gremita di persone ieri per l'addio a Luca Bonatti, il maestro di sci, morto nello schianto contro un pullman a Feltre la settimana scorsa, aveva solo 40 anni. L'approfondimento lo troverete a pagina 9. Sempre da Feltre, ospedale per il Primiero, convenzione rinnovata. L'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre sarà ancora punto di riferimento per i cittadini del Primiero. È stata infatti rinnovata per un altro triennio la convenzione fra la provincia autonoma di Trento e la regione del Veneto per garantire prestazioni sanitarie e sociosanitarie ai cittadini del Primiero iscritti al servizio sanitario provinciale. L'accordo prevede l'erogazione delle prestazioni specialistiche e di altri servizi sanitari tramite il presidio ospedaliero di Feltre e l'assistenza specialistica garantita all'ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana. A fronte di ciò, la provincia di Trento sborserà 300.000 euro all'USL 1 Dolomiti. L'approfondimento di Scarton a pagina 9. Di Bona invece firma il seguente articolo che troverete a pagina 13, articolo che ci porta a Cortina. Manca la documentazione completa, solo permessi parziali per la Socrepes. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Infrastrutture conferma di aver rilasciato i permessi parziali che servono alla realizzazione del nuovo impianto di risalita dal centro di Cortina alla schiaria delle Tofane di Socrepes, ma rileva anche che la documentazione pervenuta non è ancora completa. La foto di copertina ci porta nel capoluogo, la mobilitazione flash mob nelle piazze, segnale forte, lotta alla violenza, mai più donne a terra. E per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, vediamo in questo scatto la manifestazione promossa da CGIL e Cisle Will a Belluno nella giornata di ieri mattina. L'approfondimento di Dallò a pagina 7. Federica Fant firma questo approfondimento riferito alle elezioni regionali, primo partito nel capoluogo, il PD guarda già al 2027, archiviate le regionali. Si apre lo scenario politico delle comunali che del 2027, il PD, forte del suo 24,1% di gradimenti in città contro il 22,5% della Lega e il 22% di Fratelli d'Italia, guarda già avanti per sfilare Palazzo Rosso dalle mani del centrodestra. Comunali e regionali sono due partite molto diverse, dicono però i segretari Paolo Luciani e Monica Mazzoccoli, uniti si vince senza problemi. L'approfondimento di Fant a pagina 5.
Damiano Tormen firma invece questo articolo a pagina 4, riferito sempre alle elezioni, le categorie Olimpiadi già un banco di prova. Olimpiadi banco di prova, non male come debutto per Alberto Stefani, anche perché a Belluno ci si aspetta tanto sia dalla regione sia da Milano Cortina, tant'è che i giochi sono la primissima parola utilizzata da Confindustria nella nota di augurio al neogovernatore, che è anche programmatica. Da un lato dichiara massima collaborazione, dall'altro chiede attenzione e impegno, come peraltro la Confartigianato. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: curling, mondo dello sport, inspiegabile KO contro la Turchia, azzurre quasi fuori dagli europei. L'approfondimento di Dibona a pagina 14. Feltre, la città si accende per il Natale, pronta una festa a 5 cerchi, l'articolo di Scarton a pagina 8. E ancora sanità e tecnologia, nasce il dosatore automatico, può salvare vite e risorse. La Sinteco di Longarone ha sviluppato una soluzione che riduce al minimo l'errore umano nella somministrazione dei farmaci, l'approfondimento a pagina 10. Questi quindi richiami che troviamo sulla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi, ovviamente in primo piano il risultato e le conseguenze dei risultati delle elezioni regionali. Zaia e la Lega Nord, funziona, giunta Totonomi, Burrasca, Fratelli d'Italia. Il governatore uscente no a Correnti, ma confronto serio. Stefani, il nuovo presidente, studia la squadra, ipotesi di 3 civici per i fratelli. Dallo scambio di SMS con la premier Giorgia Meloni alla visita in una casa di riposo e poi in ospedale dalla nonna, sveglia di primo mattino per Alberto Stefani nella prima giornata da presidente della regione per quanto riguarda il Toto Giunta. Spunta l'ipotesi di 3 civici per Fratelli d'Italia e la possibilità che, alla luce del voto, Forza Italia resti a bocca asciutta. Intanto Luca Zaia, forte di oltre 203.000 preferenze, torna a parlare di modello tedesco per la Lega. Ci sia un confronto serio, acque agitate in casa Fratelli d'Italia, Donazzan. Risultato: sotto le attese i responsabili se ne assumano la colpa. Gli approfondimenti di Berlinghieri, Currado, Passerini, Pucci e Tosato da pagina 2 a pagina 18. E ricordiamo che purtroppo la nonna del presidente Stefani è venuta a mancare, quindi le sentite condoglianze anche da parte dell'associazione Bellunesi nel Mondo. Ma continuiamo con i richiami presenti sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Il ministro leghista Calderoli vince il radicamento, modello tedesco, lo sento da anni. In Veneto ha vinto il radicamento, modello tedesco per la Lega, ne sento parlare da decenni, spiega Roberto Calderoli. L'approfondimento di Bertini a pagina 4. Il segretario regionale Dem martella, il PD cresce, ritorna protagonista, campo largo ok, il centrosinistra torna protagonista, il PD cresce del 50%, dice Andrea Martella. L'approfondimento di Furlan a pagina 6. E sempre per quanto riguarda la politica regionale, e in questo caso l'interesse ci porta in provincia di Belluno, Irene Leprandi firma il seguente articolo che troverete da pagina 16 a pagina 17. Bottaccin stronca il Carroccio, un disastro nel bellunese. Un risultato così negativo rispetto al resto del Veneto non è normale. La Lega dovrebbe fare un'analisi seria di quanto è successo, perché è evidente che c'è qualcosa da sistemare. Senza i suoi voti la Lega solo nel bellunese è stata superata da Fratelli d'Italia e ora il bellunese Giampaolo Bottaccin, il grande assente dalla casa elettorale, lascia il suo ufficio da assessore regionale e non le manda a dire. Alessia Forzin firma questo articolo che troverete a pagina 14 a pagina 15, l'impresa dei 2 campioni bellunesi delle preferenze, Bond, Fratelli d'Italia, Del Bianco del PD, i gemelli dell'effetto Feltre. L'unico candidato consigliere regionale capace di sconfiggere Luca Zaia in tutto il Veneto si chiama Dario Bond, esponente di Fratelli d'Italia di Feltre, e sempre da Feltre arriva un altro candidato vincente altrettanto attivo sul territorio, Alessandro Del Bianco, consigliere comunale del PD e segretario politico autosospesosi per le regionali. Effetto Feltre alle urne, insomma. Gli approfondimento da pagina 14 a pagina 15. Anche il Corriere delle Alpi porta in primo piano sulla prima pagina un richiamo riferito alla cabinovia del Socrepes, progetto lacunoso. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Infrastrutture parla per la prima volta del cantiere della cabinovia Apollonio-Socrepes e lo fa picchiando duro. L'articolo di Michielli a pagina 24. Sempre dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, la Corte UE sdogana i matrimoni tra gay. Quelli celebrati all'estero devono essere registrati in tutti gli stati comunitari. L'articolo di Marco Zatterin a pagina 22. E ancora l'intervento, fare di più per ogni donna, lo dobbiamo a tutte le vittime. L'articolo di Roberta Mezzola a pagina 19, ovviamente riferito alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si è svolta, è stata celebrata nella giornata di ieri.
È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.